Bene raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Dopo una intro un po' curiosa, ragazzi, non mi sono messo il costume perché la maschera e la spada fanno parte del costume di Carnevale Star Wars completo di Vader, ma non avevo voglia di mettermi tutto il costume, però ecco un piccolo assaggio pazzoide di una intro incredibile per la collezione comendiana di Star Wars. Allora, cominciamo dall'ultima cosa arrivata, un regalo per il compleanno. Stupendo, Grogu. Fatto benissimo, ragazzi, ha vinto anche un gioco dell'anno 2021, una roba incredibile. Cioè, bellissimo proprio, fatto bene perché la parte del vestito tipo peluche, mentre in plastica la parte delle mani e del volto e del faccino di Grogu. Eccolo qua. Poi qua andiamo a vedere la maschera che avete appena visto nella intro, un po' curiosa, fatta molto bene, non dà neanche troppo fastidio, ci sta, te la godi. E qua abbiamo la spada laser di Vader, perché ragazzi, tutta la vita Sith, fanculo i Jedi. Va bene, dopo quando la muovi fa l'altro rumore. Eccoci qua. Poi comunque dovrò far vedere anche la stanza perché sono stati molti cambiamenti. Qua abbiamo la collezione di caschi, quella fatta con De Agostini. Abbiamo Vader, Bobone Fett, Stormtrooper. Poi abbiamo il casco di Luke Skywalker, C3PO. Eccoli qua. Guardiamoli tutti in tutto il suo splendore. Beh, qua il generale Grievous, me lo godo Grievous. Tusken. Ok. Poi qua abbiamo uno dei miei preferiti, il casco di Anakin quando fa la gara. Sì, sul primo, sulla minaccia fantasma. Lando, grande Lando, me lo godo. Eccoci qua. Poi abbiamo Sandro Tonali Kylo Ren, perché lui è Sandrino Tonali Kylo Ren. Personaggio che sul primo film, sul secondo, sul terzo l'ho rivalutato moltissimo. L'attore è bravissimo, ve lo sappiamo. Però è un personaggio che è uno dei pochi della saga sequel che si salva, insomma. Eccoci qua. E questa è la prima parte. Eccoli qua. Sono 50 caschi in totale, questi sono i primi. Eccoli qua. E poi abbiamo i secondi, aspettate un attimo che adesso faccio disastri. Eccoli qua. Vedete anche una spolveratina che ce lo do ogni settimana, però non basta mai. Eccoci qua. Eccoci. Diciamo che io sono più affezionato alla prima parte dei caschi, però era giusto farla completa la collezione, sono comunque stupendi anche questi. Questo di uno dei miei preferiti. Jango Fett. Podamero, anche lui un personaggio insomma partito bene, mi aspettavo di più, ma ripeto la sequel speriamo sia non canonica, cioè i fan ci stanno provando a renderla non canonica. Ezra Bridge, anche questo bello. Ezra Bridge speriamo ci sia nella serie con Adia Ahsoka su Disney+. Ok, benissimo. E qua abbiamo, aspetta un attimo, sapete la mia capacità di filmare sono paragonabili a un porco lodro in calore. Eccoci qua. Seconda, buono. Poi Star Wars, il quadro di Vader, e qua abbiamo una delle, cioè la sfida iconica proprio del ritorno dello Jedi, con l'imperatore seduto tranquillo a mangiare popcorn, padre contro figlio in una scena epica. Eccoci qua. Poi qua abbiamo delle action figure, cioè diciamo sì, action figure, statuine, diciamo più un Funko Pop. Qua abbiamo Anakin
nella guerra dei cloni, Vader e Vader senza maschera. Poi qua si vede un po' da culo, facciamo così, tanto finché uno, quelli così possiamo anche prenderli. Eccoci qua, questa è la battaglia. Sì, diciamo che il combattimento è l'unico che abbiamo visto tra Obi e Vader, anche se vabbè, ok, sul ritorno sulla vendetta dei Sith, vediamo il duello che porta alla distruzione corponea del buon Anakin Vader. Però se vediamo sulla serie TV che ci sarà di Obi il 25 maggio, perché teoricamente ci dovranno essere altre sfide, altre comunque, cioè almeno un altro duello teoricamente. Dopo non so insomma come sarà fatto o non fatto, non vedo l'ora di vederlo, però questa scena, diciamo, per gli anni ci poteva anche stare, però sarebbe stato bello, insomma. Ho visto tanta gente su YouTube che ha rifatto questo duello in maniera un po' più epica, un po' più figa, perché onestamente era una sfida un po' così, tenevano la spada laser come fosse uno stuzzicadenti, tin tin ton, cioè come ho fatto io nel video, insomma, di anteprima qua della collezione. Poi qua abbiamo un cofanetto bellissimo, secondo me il mio preferito di Star Wars, e qua abbiamo la saga classica e la prequel, molto molto bello, cioè come colori, come estetica, questa è in assoluto la mia preferita. Eccoci qua, mettiamo via. Allora, perfetto. Poi qua abbiamo il pop di, non si vede un cazzo con la luce, di Luke che porta in braccio il buon Yoda. Ok, perfetto. E qua abbiamo il nostro caro amico Grogu in forma pop. Devo prendere anche un altro che si mangia i biscottini, l'ho regalato all'amico. Devo prendermelo anche io. Benissimo. Ok, questa è diciamo un'altra parte della collezione. Adesso un attimo che ci becchiamo per la seconda. Eccoci qua ragazzi per la seconda parte. Questa è della collezione, la Black Series di Hasbro. E allora cominciamo con ordine. Intanto partiamo dai pop. Li avete già visti, ma li vediamo. Palpatine, Principessa Leia, il piccolo Anakin, Ahsoka Tano, Boba Fett versione cromata verde e Vader versione San Valentino rosa. Ok, poi qua cominciamo con le statuine barra action figure. Qua abbiamo una statuina di Darth Maul, qua abbiamo Luke Skywalker che porta in braccio sempre il buon Yoda. Qua piccolino abbiamo, non le tocco ragazzi perché ci ho messo 2 ore a metterle in questo ordine, Anakin Skywalker tratto dal secondo film, Sandro Tonali, Kylo Ren, con un fumetto dietro delle origini di Kylo Ren che devo ancora leggere e non vedo l'ora. Anakin Skywalker, eccolo qua, fatto molto bene, non è facile trovarlo, finalmente era veramente, è stato trovato su eBay a un prezzaccio. Han Solo, dall'impero colpisce ancora, Padme è la sua versione più bella secondo me. Poi qua abbiamo Ahsoka Tano, Ahsokona, il Mandaloriano con il piccolo Grogu, bellissimo, è proprio una chicca obesa. Boba Fett, il signor Darth Vader e Obi-Wan versione giovane dalla guerra dei cloni. Ok, questo è l'imperatore chiaramente in cima al mondo a godersi il tutto. Eccoci qua, e questa diciamo la parte action figure, fumetti, ne devo prendere parecchi perché ne ho ancora solo 2. Eccoci qua. Aspetta, poi che coglionazzo, qua c'ho però i Blu-ray della trilogia sequel e Rogue One più Solo. Eccoci qua. Poi qua possiamo anche chiudere. Abbiamo un'altra maschera, questa però è una versione diciamo un po' del cacchio, ve la davano col vestito e io dopo ho preso quella diciamo intera, però insomma una in più non fa mai male.
Eccoci qua. E poi abbiamo questo regalato dal mitico Bode, Vader, nella camera della meditazione. Cioè, ciao fioi, questo è stupendo veramente, è un pop che veramente me lo godo. Eccoci qua, perfetto. E niente raga, questa è la My Collection completa per il momento di Star Wars. È chiaro che mancano ancora dei pezzi perché devo prendere Lando, poi volevo trovare la principessa Leia anche in versione action figure, e poi sì, insomma mancano ancora dei pezzi ovviamente, però insomma dai, per il momento non mi lamento, ci sta. Insomma i miei preferiti, quelli che volevo di più ce li ho, e dopo ci sono anche le Hot Toys, quelle da 300 euro, 400 l'una, ma quelle più avanti. Raga, che dire, un saluto dal comandone veneziano, grazie a tutti per il supporto, e niente, ci sarà anche una sorpresa perché la settimana scorsa mi hanno fatto una sorpresona, quelli dello Zoccolo Duro. Ma ragazzi, questa è un'altra storia. Ciao!